L'ho presa non bene, nel senso che queste cose lasciano molto, amaro in bocca, soprattutto per questa cattiveria che si esterna con queste minacce che secondo me non hanno senso. Se vai avanti con la pista da bob ti facciamo fuori. Chi contesta la realizzazione dello sliding center olimpico a Cortina alza il tiro e il clima si fa inquietante. Minacce di morte al sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi sono contenute in una lettera scritta a mano arrivata negli uffici di Corso Italia mercoledì scorso. È arrivata 2 giorni fa, comunque io rimango determinato su quello che è il mio lavoro, conscio di fare il meglio di questo paese e quindi vado avanti, insomma, ecco. Lorenzi, superato lo shock iniziale, si è immediatamente rivolto al commissariato di polizia Ampezzano e da lì è partita la segnalazione alla procura di Belluno che aprirà un fascicolo per ora contro ignoti per l'ipotesi di reato di minaccia. Ci saranno tutte le indagini che adesso sono in mano alla procura e insomma speriamo che arrivino quanto prima a capire chi sono o chi è quello che l'ha fatta in maniera tale che possa poi subire quello che è giusto che la legge poi definirà, insomma. Al momento non risulta che siano state prese misure di protezione nei confronti del primo cittadino di Cortina, anche se è ipotizzabile che per Lorenzi possa essere disposta una sorveglianza discreta non solo in municipio ma anche nella zona in cui il sindaco vive. È curioso che il capro espiatorio della costruzione dello sliding center sia stato individuato nel primo cittadino che pure nei giorni scorsi è intervenuto per placare i toni delle proteste degli ambientalisti. Nelle scorse settimane sul tavolo della Procura di Belluno sono arrivati gli esposti delle più note associazioni ambientaliste e anche di esponenti della politica, mentre crescono le accuse contro il governo, la regione e Simico. Lo avessero fatto anche a qualcun altro, non è condivisibile un'azione del genere, ognuno stia facendo il suo dovere per portare a termine un progetto olimpico che ridisegnerà il futuro di Cortina e quindi di conseguenza è proprio il principio che è totalmente sbagliato.